Amici bellini, buongiorno, buon pomeriggio, insomma, buonasera, buonanotte, dipende da dove vi trovate. Sì, mi indosso il cappellino perché comincia a fare un po' freddo, eh. Tra l'altro, mo ne parliamo, mo ne parliamo. Cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vedeva tutti. Mi faccio aiutare anche dall'app OneFootball che vi invito a scaricare perché così vi potete tenere aggiornati su tutte le cose della nostra squadra e anche sulle altre. Purtroppo in prima pagina c'è la positività di Francesco Totti e quindi oggi è una giornata, lo voglio dire sta cosa, è una giornata un po' triste per Roma in generale, a parte Totti che da poco ha perso il padre. Muore oggi un grande del nostro tempo e volevo lasciare il mio saluto al grandissimo Gigi Proietti che proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni e perdiamo uno dei più grandi attori del nostro tempo, veramente una voce straordinaria, un attore comico, attore drammatico, un grande doppiatore, insomma non ho parole per esprimere il cordoglio, veramente perdiamo uno dei più grandi, che non ha avuto probabilmente tutto il riconoscimento dovuto. A tal proposito, a fine video, quindi solamente per chi veramente mi segue con passione fino alla fine, lascerò la testimonianza di mio padre, quindi attore, a fare il paragone attore, su quando il sottoscritto a 3 anni era in tribuna stampa a vedere Maradona per primo e quindi qualcuno dice fake news, qualcuno dice che sono il più piccolo tifoso del Napoli stato allo stadio. Non lo so, non credo, ma ascolteremo anche la testimonianza di mio padre video. Insomma, le notizie di oggi parlano di un Napoli che probabilmente deve già voltare pagina e guardare all'Europa League e leggo addirittura che Insigne si candida per una maglia, cioè si è allenato con il gruppo. Io però non vorrei di nuovo fare l'errore perché non è che l'abbiamo recuperato troppo presto, non sono un medico e quindi non lo possiamo dire se è un rischio o meno, non so se l'entità dell'infortunio rischi se non hai recuperato al 100% rischi di far peggio. Secondo me lui ha sentito qualcosa, si è cacato letteralmente sotto, ma non era una cosa grave. Ovviamente i medici sapranno meglio di noi se è il caso o meno. Pare si sia allenato con il gruppo, pare possa addirittura giocare. Quindi sotto questo punto di vista dobbiamo stare tranquilli che i medici faranno quello che è giusto fare. Tra l'altro io mi guardo nel video, è proprio carino. Quello che c'è il link in basso in descrizione. C'è il link in basso in descrizione. Ovviamente non posso usare questo qua, al di là del fatto che assomiglia troppo al logo originale, ma poi vedete, essendo cucito, la scritta Valerio Fluido Caffè Napoli 1926 è troppo piccolina e con la cucitura magari non ha o ne ho fatto un altro con la tazza che secondo me è ancora più carino, poi dipende da voi, e le spese di spedizione sono a carico mio, quindi il prezzo che vedete è quello là, io veramente non ci guadagno 2 lire su questa cosa qua, è giusto per stare noi in contatto. Quindi Insigne gioca e secondo me molti di noi, me compreso, abbiamo come si dice, sottovalutato l'importanza di Insigne nella manovra del Napoli in fase difensiva. I rumori. I rumori stanno trapanando. A volte picconavano, a volte martellavano, oggi stanno trapanando nel palazzo. Benissimo. L'importanza di Insigne in questa squadra, sia in fase difensiva, che sappiamo che fa un lavoraccio su quella fascia, sia per dare tranquillità ai compagni, perché Insigne, oltre a essere un leader tecnico, è anche quello che se tu gli dai la palla ti senti un attimo più tranquillo, perché lui sporca i palloni, cioè sporca, lui al contrario, lui pulisce i palloni anche sporchi, anche se gliela dai male. Una delle cose maggiori di Insigne, una delle cose migliori di Insigne è il controllo di palla. La batteria che si sta scaricando, non posso fare niente. Niente. Il controllo di palla di Insigne è da top player, poi a volte può sbagliare gol facili, a volte si può intestardire col tiro a giro, siamo d'accordo. Però le cose che ha lui, ha imparato bene a tirare i rigori, a testa alta gioca, non gioca con frenesia, e la frenesia è quello che Gattuso ha detto, ha sottolineato per la partita di ieri contro il Sassuolo, dove il Napoli
Ragazzi, io mi sono rivisto la mia reaction. Se voi non l'avete vista, andatevi a vedere la mia reaction. A parte i vari bravo che dico, perché quando dico bravo io li sottolineo perché sono momenti della partita importanti dove ero in tensione e qualcuno l'ha risolta. Ho detto un sacco di bravo a Bakayoko, un sacco di bravo a Koulibaly, anche a Fabian. Però poi, nella lentezza del giro palla, poi c'è stata la frenesia in avanti nel tentare subito di arrivare al tiro e siamo stati un pochino poco lucidi, poco cinici. Alla fine io veramente non vorrei farne un dramma perché riguardate la mia reaction e vi renderete conto del numero di occasioni che abbiamo avuto, delle parate di non nemmeno poi miracolose, parate magari nell'ordinario del portiere del Sassuolo, però ha il Napoli ha costruito, il Napoli non ha segnato, dopodiché capita il rigore netto per il Sassuolo la sblocca con un rigore, il Sassuolo è una di quelle squadre che crea una mole di gioco e di occasioni esagerate, ovviamente, essendo loro con delle defezioni molto importanti, la punta centrale, Berardi, Juricic, insomma era da aspettarsi che creassero meno, ma siamo stati anche noi bravi a mantenere le preventive e a fare in modo da non lasciare troppe linee di passaggio e troppi contropiedi o comunque azioni importanti per loro. Loro si portano a casa un possesso palla che è il loro e dopo aver sbloccato con il rigore, poi il secondo gol ovviamente nasce da quella storia del rigore che io ho rivisto e bisogna dire che la trattenuta c'è, ma a quanto pare comincia anche fuori dall'area. Quindi al massimo si sarebbe dovuto fischiare un calcio di punizione al limite dell'area, che ovviamente sarebbe stato pericoloso, ma il VAR non può intervenire per una cosa del genere. Non sarebbe intervenuto per il rigore, figuriamoci se per calcio di punizione. Quindi non ci possiamo appellare assolutamente agli arbitri, niente alibi. Il Napoli deve migliorare in fase di costruzione e di sviluppo perché noi creiamo anche tanto, però la finalizzazione deve essere migliore. Osimhen deve crescere sotto questo punto di vista. Nella live che abbiamo fatto ieri ne ho sentite di ogni e anche nei commenti che mi state facendo lo capisco, i dubbi ci assalgono, però noi siamo anche un pochino troppo schizofrenici, non possiamo come popolo in generale, noi singoli voi, ma come tifosi in generale non possiamo avere l'entusiasmo che ci porta a parlare di scudetto e poi il giorno dopo se stecchiamo una partita su 4, ecco qua, non siamo buoni, non andiamo da nessuna parte. Allora, noi sapevamo dall'inizio che lo scudetto non è roba per noi quest'anno perché stiamo puntando su una vera scommessa in attacco. L'Inter c'ha Lukaku, c'ha Lautaro, c'ha Eriksen, c'ha Sanchez, e quindi così. La Juventus c'ha Ronaldo, c'ha Morata, c'ha Dybala, c'ha Kulusevski, c'ha Chiesa, e insomma, così. Noi, Osimhen, Petagna, Mertens che è il nostro migliore interprete probabilmente, il nostro vero goleador recordman che però ha anche la sua età e quindi non possiamo aspettarci che le indovini tutte le partite, dovrà soffrire, dovrà probabilmente tirare un po' il fiato, mentalmente ti scarichi perché non puoi mantenere sempre al 100% le tue prestazioni, ci sta con l'età, altrimenti che sono immortali? Il Milan ha Ibra, lui è immortale e lo sta dimostrando, ma sono giocatori di uno spessore internazionale diverso che noi non abbiamo mai avuto. Quindi ci sta ragazzi, noi dobbiamo lottare per il terzo quarto posto e lo possiamo fare tranquillamente, siamo lì, ce la giocheremo con la Roma, ce la giocheremo, volevo dire col Milan, ma il Milan sta facendo bene, quindi ce la giocheremo in questo momento con l'Inter, con la Juventus, con la Roma, con la Lazio, insomma queste squadre qua. Ed era prevedibile, non dobbiamo fare drammi, credetemi, ci riprenderemo adesso con la partita di Europa League, ci sarà un'altra di nuovo, perché è una partita importante, perché bisogna prendere i 3 punti, questa è la squadra Materazzo, un'altra trappolona, e mentre avevo detto la trappolona, perché noi l'avevamo previsto su questo canale che il Sassuolo poteva essere una trappola, perché quale defezione, questi qua giocano a pallone a prescindere, perché studiano questo tipo di calcio dalla mattina alla sera, e allora è ovvio che anche con il Rijeka dobbiamo stare attenti, faremo probabilmente turnover e quelli che entreranno avranno voglia anche di
di farsi vedere, di dimostrare che sono all'altezza per una maglia da titolare. Mi sono allungato un po' troppo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi lascio la testimonianza di mio padre, è solo per voi che ve le vedete tutti perché voi siete gli amici bellini, come l'amico questo qua, vedete questo qua, che ha fatto la donazione di supporto dopo la cosa, dopo la live addirittura, siete straordinari, siete straordinari. «26 aprile 1987, c'avevi più o meno 3 anni, avevo compiuto 3 anni a novembre e c'era questa partita Milan-Napoli, anzi Napoli-Milan, che era importantissima per il prosieguo del Napoli, per consolidarsi in classifica e poi arrivare, cioè una vittoria del Napoli con il Milan significava quasi scudetto. E ringraziando un caro amico, Vittorio Marra, grande persona, simpatica, che ti amava moltissimo, che ti voleva bene in un modo sfegatato, lui ci regalò questo biglietto, questa tribuna, questo abbonamento alla tribuna stampa. Erano giornalisti, per cui praticamente lui lavorava al mattino e mi diede questa possibilità di andare a vedere in tribuna stampa la partita. E quindi con i tuoi 3 anni e mezzo che c'avevi, forse sei stato lo spettatore più piccolo che il Napoli abbia potuto annoverare tra i suoi tifosi. Certo, non capivi un granché, però la gente, ricordo ancora, che in tribuna si meravigliava, si girava, faceva i complimenti per il fatto che tu così piccolo stavi lì, e mi incitava anche a dire mi raccomando, sto guaglione ad essere un primo tifoso, ed era una cosa splendida. E poi il Napoli forte della sua qualità, perché c'erano Giordano, Carnevale, Bagni e soprattutto Maradona. Dopo la prima rete di Carnevale arriva quella di Maradona, importantissima, che mette a sedere Filippo Galli e con una delle sue piroette riesce a mettere il pallone in rete, evitando che il buon Maldini possa riuscire a togliere la palla dalla porta. Fu importantissimo perché poco dopo, anzi nel secondo tempo, Virdis accorciò per il Milan e quindi la vittoria del Napoli fu importantissima per il prosieguo e soprattutto per lo scudetto. Questa è un po' in sintesi la storia di Valerio, che ha visto Maradona ma non se ne rende nemmeno conto, in quella partita che poi consegnò al Napoli lo scudetto 86-87. Ciao, ti saluto, buon appetito per me, buona cena e buon appetito per te. Ti abbraccio, un bacione. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solito, non mi ricordo.